Sabudda. Bella a tutti ragazzi, sono sempre io, Sabudda, e oggi vorrei proporvi un'altra puntata del Free for All Life, la quarta precisamente, e siamo di nuovo su MV3. La mappa è Lockdown, è una mappa che non mi dispiace, nel senso che comunque alla fine sì, ci sono molti angoli, molti punti in cui si può essere sparati da tante posizioni, però alla fine riesco a gestirla abbastanza bene. La classe che ho usato è un'arma con scarelle, con niente, perché praticamente non avevo sbloccato niente ancora, è la prima volta che lo usavo dopo che ho fatto il primo prestigio. E i perk che ho utilizzato sono se non sbaglio, il primo è gioco di prestigio, il secondo è estrazione rapida, che in questa stessa partita ho fatto pro, e poi l'ultimo mira stabile. Ammetto che mira stabile non l'ho messo volutamente, ho soltanto sostituito lo scarelle con l'UMP che avevo nella classe precedente, e quindi mira stabile forse l'avrei voluto sostituire con predatore, però alla fine è andata abbastanza bene come partita. Di cosa volevo parlare in questo commentary? Volevo parlarvi appunto delle armi di MV3. In MV3 ci sono delle armi che vengono definite overpowered e delle armi che invece vengono definite scarse. Il mio parere invece su questo argomento è un po' particolare. Ci sono delle armi veramente overpowered. Ma cosa intendiamo noi con overpowered? Overpowered significa che l'arma è estremamente più forte delle altre, quasi incontrastabile quando tu ti trovi una persona davanti che le sfrutta. Ad esempio l'FMG 9 Akimbo, o a suo modo lo Striker, perché diciamocela tutta, l'FMG 9 Akimbo, ti trovi qualcuno davanti, prendi e lo spari a caso e lo prendi e lo uccidi con 3 colpi che arrivano velocissimi e quindi lo devasti. Mentre lo Striker sì, sarà forte, sarà overpower, ma va saputo usare. Nel senso che comunque se non hai mira non prendi, tu devi avere abbastanza mira, cioè nel senso devi riuscire a mirare la persona per poterlo colpire con i colpi dello striker che vai a selezionare tu, perché comunque non è un rateo continuo, non è un'arma automatica, ma semiautomatica, sei tu che devi sparare. Quindi le armi overpowered alla fine secondo me sono solo quelle, cioè le altre sono armi tanto forti. Ma perché non dovrebbero esistere armi tanto forti? In tutti i giochi esistono delle armi tanto forti. In tutti i giochi è giusto che esistano armi forti, perché capisco quando tu devi, ad esempio, arrivi a un certo punto in cui vuoi sentirti potente, perché magari sei potente, magari sei diventato bravo, e quindi vuoi enfatizzare questo tuo essere diventato bravo, vuoi enfatizzare, non so, il livello che hai raggiunto con un'arma che ti compete. E queste armi sono i vari scarelle, scusatemi, sì vabbè, anche scarelle ACR, P90, PP90M1, che comunque hanno anche i loro punti di debolezza, ed è per questo che non sono armi totalmente overpowered. Infatti ad esempio il PP90M1 da lontano non fa assolutamente niente, ci vogliono più colpi per colpire, e che da vicino, essendo un ratio molto alto, l'arma ti devasta, ti apre in due. Tra l'altro qui non so dove fossero spariti quelli che ho stunnato, ma vabbè. Oppure il P90 ha un ratio pazzesco e anche dei caricatori pazzeschi, è una buona portata alla fine di per sé. Quindi alla fine sì, è un'arma molto forte, ma secondo me non è overpowered. In che senso? Nel senso che overpowered sono proprio quelle armi che ti devastano appena ti vedono. Invece il P90, bene o male, riesci a contrastarlo. Se sei di fronte a qualcuno col P90, magari tu hai un'altra arma abbastanza forte e riesci a contrastarlo. La gente definisce overpowered l'MP7, il P90, l'ACR, lo Striker, il PP90M1, l'MP9 silenziata. Ma perché secondo me non sono overpower? Perché sono tante. Un'arma overpower in un gioco è un'arma che non fa contrastare da sola, nel senso che è l'unica. Ad esempio l'Usas in Battlefield 3 era l'unica così tanto forte, ed era incontrastabile per quello, perché comunque chiunque avesse l'Usas tu non potevi contrastarlo. Invece chi ha
queste armi in questo gioco, comunque si troverà magari qualcuno davanti che ha altre armi simili. E quindi le armi, diciamo, come potenza generica sono bilanciate, ma in realtà non lo sono. Perché è un problema il fatto che in MV3 le armi siano sbilanciate. Sbilanciate rispetto sia tra loro che rispetto alla realtà. Perché se ci pensate, tra loro sono sbilanciate nel senso che magari una c'ha troppo rinculo, una non ne ha, eccetera. Mentre rispetto alla realtà alcune armi sono perfette, non hanno rinculo, non hanno assolutamente un tipo di malus. Perché è vero, c'è da dirlo che le armi in MV3 quasi non alcune armi in MV3 quasi non hanno malus. Ce ne sono alcune che non hanno malus e ce n'è una che non ha malus ma è oltremodo potente, quindi ha soltanto bonus enormi pure. E si tratta sempre dell'FMG9 Akimbo. E secondo me ciò che sbagliano nel gioco, quelli che creano MV3, che sono Infinity Ward, Activision, bla 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 bla, è che rendono le armi troppo facili da usare. Le armi, secondo me, è giusto che ce ne siano forti, che ce ne siano scarse, eccetera eccetera. Però secondo me dovrebbero avere delle difficoltà nell'uso, in modo che uno diventa bravo usando quell'arma, quindi quell'arma applicata a lui, alla persona che la usa, è fortissima, ma ci sta, perché è lui che ha imparato a usare quell'arma in quel modo. Ad esempio, sarebbe bello avere un'arma con tanto rinculo, tu riesci ad avere un tanto rinculo diverso da un'altra arma che magari ne ha tanto per un altro modo, una persona riesce a controllarne un tipo, una persona riesce a controllarne un altro, ed è bello avere questo tipo di varietà. Ad esempio, il FAMAS in Battlefield 3. Il FAMAS in Battlefield 3 non è vero che hanno depotenziato, semplicemente hanno ridotto la facilità di uso. Prima il FAMAS era facilissimo da usare, miravi, sparavi e uccidevi perché era fortissimo. Adesso, avendo aumentato il rinculo, hanno praticamente aumentato la difficoltà nell'uso, ma è comunque fortissimo. E questo secondo me è uno dei problemi di Modern Warfare, che praticamente questi di Call of Duty rendono le armi troppo facili da usare. Ed essendo le armi facili da usare, quindi automaticamente l'arma sembra fortissima. Se invece fosse più difficile da usare, l'arma sarebbe comunque forte, ma non alla portata di tutti quanti. Magari a un'altra persona piace un'altra arma e piace un'altra tipologia di malus nell'arma. E questo è secondo me il problema. Sia che siano un po' sbilanciate rispetto a se stesse e rispetto alla realtà, perché comunque la media è che le armi sono fortissime, anche se comunque ce ne sono tante fortissime, quindi sono sbilanciate. E poi, ricapitolando, l'ultimo problema è proprio quello che rendono troppo facile l'utilizzo delle armi. Questo commentario abbiamo parlato delle armi, della loro difficoltà, cioè, o meglio, della facilità nell'usarle e di ciò che secondo me sono le armi overpowered e ciò che non sono. Quindi qui vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Bella a tutti!